Aspetta, ok. Scuola Granita di Sicilia. Allora è nata la prima scuola di granita siciliana al mondo. Questa granita siciliana al mondo la portiamo, dove la portiamo? Intanto pistacchio, cioccolato, caffè, mandorla. Questa che è mandarino. Questa fragola e questa limone. Allora, qua abbiamo due maestre future che sono i nostri allievi, che sono Peppe e Luca, avvicinatevi, e insieme ai nostri grandi maestri, colleghi miei, Alessandro e Vincenzo, che abbiamo fatto la storia di questa scuola di granita siciliana. Alla ripresa, chi sono c'è mia moglie, perché gli fanno molto un minuto. La signora. Allora, quella di plastica te lo do a te, perché noi già Terza categoria. abbiamo l'altra. Questi sono i nostri futuri maestri. Dove la portiamo questa granita? A voi, dove la vai? Spontanei, dove la portiamo? A te ti piace, volevi tu la granita proprio di mandorla, proprio di c'ho bisogno, dai, a te. Dove la portiamo questa granita? Tu, quale gusto vorresti? Un classico limone. Classico no, potete essere sinceri di quello che volete anche, dai, prima che si scioglie, non vi preoccupate. Poi io ghiaccio si scioglie. Dai, dove la portiamo questa granita? Essere in Sicilia e non parlare di granita è come se ci fosse il sole e non parlassimo di vita. Esatto. La verità è questa. Io prima di dirti dove la portiamo, l'assaggio prima e poi dopo ti dico. Ecco perché io faccio questo lavoro, capisci? Perché Sarebbe da fare flebbo proprio. le fai via in domenica. Allora, l'amore ce l'ho, quindi i vizi per levare che ce l'abbiamo. L'altro vizio è la gola, peccato della gola, e però non si può togliere. Ecco perché faccio questo lavoro, perché mi dà la felicità di avere conoscenza, amici come voi, i nostri colleghi che se ne sono andati, gli alunni. Maestro, un parere su queste granite. E poi appunto, nella vita ci sono persone, ma ci sono granite e granite. Questa granita obiettivamente Diciamo. è una cosa che non avevo mai visto, benché sono siciliano, benché sono un amante di granite, non l'avevo mai gustato. Questa prelibatezza fatta con questa classe, con questa maestranza. La cosa più bella qual è? La migliore compagna che ho potuto trovare sta nel racconto della broccia col tutto. È un'ottima compagna alla di questa granita. meravigliosa granita. Già i tre. No, infatti non poteva mangiare. E di questo dobbiamo dare merito a tre grandi maestri, a Vincenzo, Alessandro e a Luca. e Pietro. Luca è il futuro maestro, chi sarà? Quello che farà le granite a domicilio. Perfetto. È vero? Perché tu c'hai la faccia di chi che bussa. Delle volte buongiorno, sono un maestro chef granatiere, vi faccio le granite a domicilio. Assolutamente sì. Ce l'hai? La faccia proprio ce l'hai. Anche se è un lavoro occasionalmente, perché fai il regista, lui fa il regista. Grande regista, ne sentirete parlare. Adesso io vi saluto a tutti. Ad Maiora. Ad Maiora e non mollate Alla mai. prossima volta. Alla prossima.